Signore e signori, buonasera. E benvenuti al nostro concerto. Celebriamo in musica il 150° anniversario della Filarmonica. Sono passati 150 anni dal viaggio a Milano del signor Fortunato Vinelli e di una delegazione di sammargheritesi per acquistare le divise e gli strumenti della nascente banda musicale di Santa Margherita. E da allora, tra alti e bassi, centinaia di persone, tra musicanti, per alcuni dei quali la Filarmonica è stata un trampolino di lancio per la professione di musicista, direttori e dirigenti hanno speso tempo, competenza e passione in questa importante realtà cittadina. Non me ne vogliano chi non cito, vado a memoria e anche a memoria dell'età dei presenti. Ricordiamo dei presidenti Pippo Del Pino, Mario De Marchi, Germano Barigione, Giovanni Balsi, Ugo Blengino, che è stato presidente vicario per un periodo, la signora Carmen Costa De Marchi, Roberto De Marchi e in ultimo la signora Marina Vinelliciana. Tra l'altro farei un applauso e salutiamo coloro questi che sono presenti. In particolare vedo qui davanti il professor Roberto De Marchi, dove la presidenza della Filarmonica, insomma, in diversi decenni è passata a diversi membri della sua famiglia, come ringraziamo la signora Marina Vinelliciana. E poi i maestri, Giovanni Fenelli, che è stato coadiuvato all'epoca dal musicante Girolamo Palumbo, e quel maestro che è stato per qualche decennio con noi, che ha fatto scuola e ha lanciato nel mondo della musica anche attraverso l'insegnamento al conservatorio nella classe di tromba, Giuseppe Riotti. Dopo Maurizio Baroso, e oggi a voi il nostro maestro Alessandro Cardinali. L'attività è svolta dall'associazione grazie anche all'aiuto del Comune di Santa Margherita Ligure, sia dell'attuale amministrazione che di quelle che si sono susseguite nel tempo. Pensate, già nel 1877 viene erogato un contributo comunale di 200 lire a favore della neonata realtà musicale. Ed oggi qui ci siamo noi. E a voi ora diamo la parola alla musica. Il programma di questa sera, un programma impegnativo che si dipanerà tra Stati Uniti e Russia in un periodo che coincide più o meno al primo secolo di vita della Filarmonica. Il primo brano che vi presentiamo è Slava, a Political Overture, un'opera di Leonard Bernstein scritta per un concerto inaugurale per la prima stagione di un suo amico, Miroslav Rostropovich, alla guida della National Symphony Orchestra nel 1977. Il titolo deriva dal soprannome di Rostropovich, che era appunto conosciuto dai suoi amici come Slava. Il primo tema sarà una melodia scherzosa, il secondo una melodia in 7 ottavi, melodie prese da un musical di Bernstein che fu un po' un flop, 1600 Pennsylvania Avenue. Segue poi lo sviluppo nei quali i due temi si ricorrono e tra l'altro accompagnati alla fine da 4 battute dalla scena dell'incoronazione di Boris Godunov di Mussorgsky, dove il ritornello canta la parola slava, che significa gloria, rendendo così omaggio nuovamente al suo amico. Tra l'altro nell'originale troviamo una parte centrale che prevede l'inserimento di una registrazione di diversi comizi politici, e a vedere la partitura originale sono proprio inseriti tra le parti musicali dei vari strumenti. Naturalmente poi il brano si conclude con i musicisti che gridano Slava. Una curiosità:
Nell'originale c'è anche un riferimento a Pox, il cane del violoncellista, che viene declamato a un certo punto dall'orchestra, che questa sera invece sarà ritmicamente citato dalla sezione delle percussioni. Bando alle ciance e alle parole, a voi di Leonard Bernstein, Slava, a Political Overture. Nel 1755 un terremoto devasta Lisbona. L'Europa è sconvolta e gli intellettuali si interrogano:
è mai possibile sostenere che questo sia il migliore dei mondi possibili? Voltaire risponde con la novella Candide, viaggio dell'ingenuo protagonista e del suo maestro Pangloss dall'incrollabile ottimismo. 2 secoli dopo, il mondo non si è ancora ripreso dalla Seconda Guerra Mondiale e si ritrova nella Guerra Fredda. Gli Stati Uniti si presentano come mondo ideale, ma negli Stati Uniti è presente anche la realtà del maccartismo, che colpisce anche Bernstein, che a sua volta risponde rinnovando la satira di Voltaire. Una prima stesura di Candide del 1956, con tanti ritocchi e cambiamenti fino alla revisione del 1989. Vi presentiamo l'ouverture, come si sviluppa, una sorta di falso inizio, una prima esposizione che poi è troncata, che porta a una ripetizione, poi inizia il pezzo. E l'impressione che si ha è di essere presi da un vortice, e perché ci sono 5 temi che poi ritorneranno nella seconda parte e che sono sfasati dal punto di vista ritmico e metrico, spostando così gli accenti e dando l'impressione di essere dentro a un tourbillon. A voi, da Candide di Leonard Bernstein, l'ouverture.
È una mattina del 1924, circa 10 giorni dopo Capodanno, quando George Gershwin raccoglie dallo zerbino della sua casa a Manhattan l'Herald Tribune, apre con stupore la pagina degli spettacoli e trova un annuncio. Paul Whiteman annuncia per il 12 febbraio un concerto all'Aeolian Hall. Il programma comprenderà la prima esecuzione di una nuova sinfonia di George Gershwin, alla quale in effetti il musicista sta lavorando da tempo. Sorpresa e sgomento. Deve mettersi subito al lavoro per partecipare a quel concerto con la sua Rhapsodia in Blue. Un concerto lungo che si sarebbe intitolato Un esperimento nella musica moderna. In effetti la Rhapsodia in Blue è una sintesi di musica popolare colta, di generi che rappresentano la molteplicità delle culture che convivevano nelle metropoli americane negli anni '20. Riuscì a dimostrare che il jazz, genere popolare e prevalentemente da ballo, poteva essere apprezzato dalle platee colte ed esigenti, anche grazie alla natura sinfonica da lui stesso conferita al pezzo. La composizione pare che nacque da una rivelazione improvvisa a bordo di un treno, come ha confidato lui stesso. Sul treno, con i ritmi d'acciaio, il suo rumore secco e violento è così spesso stimolante per un compositore. Dice: mi capita frequentemente di sentire la musica proprio quando sono immerso nel rumore, che all'improvviso ho sentito, persino visto sul foglio, l'intera rapsodia dall'inizio alla fine. Un unico movimento, 5 idee tematiche, presentate già dalle prime battute ma poi sviluppate, un tema principale introdotto da glissando del clarinetto, ripreso dal pianoforte, poi da tutta l'orchestra, che poi riappare per ripresentarsi maestoso, pressante, nell'indimenticabile finale. A voi per la Rhapsodia in Blue, seduto al pianoforte, il maestro Luca Lamari. Naturalmente dirige il maestro Alessandro Cardinali.
Sì, e ancora un applauso al nostro pianista Luca Lamari e al solista clarinetto Simone Giarnetti. Ora chiamerei qui il presidente Claudio Bozzo, giusto? Non far finta di niente. No, perché come aveva scritto nella postfazione al libro che era stato edito per i 2000 anni della Filarmonica, per i 125 anni della Filarmonica nel 2000, un libro sulla storia con tante foto della Filarmonica, nella postfazione di questo libro edito da Baccheronzio, scritto da Marco Del Pino, la presidente di allora Carmen Costa de Marchi aveva
concluso la postfazione scrivendo "Viva la banda e chi la comanda". Lo diciamo anche stasera. Passiamo ora la parola al nostro presidente. Che non comanda niente. Buonasera. Buonasera. Benvenuti. Avremo un momento per alcuni riconoscimenti e lasciatemi salutare un attimo i nostri ospiti internazionali. For the English speaking guest, welcome to Santa Margherita Ligure, welcome to our concert. Tonight we are here with you celebrating 150 years anniversary. Lo faccio per lavoro e non mi emoziono, poi vabbè. So now che brutta vecchiaia. So we will talk a bit in Italian. If you want to take advantage of this time that we have, there are our friends here, Portofino Gourmet, they're providing some food and drinks. So the music will be back soon, and for now enjoy your food and drinks. In italiano, due parole, la nostra associazione la riassumerei in tre parole, a me care: musica, sintonia e amicizia. Musica, la finiamo. Come dice il nostro maestro, la musica è una delle poche cose. Non ce la faccio. No, vado avanti io perché mi incazzo. Che l'umanità ancora riesce a fare insieme. E citando anche una cosa che ho sentito nelle scorse settimane, la musica della banda è la voce sincera della festa, qualsiasi essa sia. Questa sera siamo qui, la settimana scorsa eravamo una processione, abbiamo eventi istituzionali e siamo sempre noi. Sintonia con il territorio, con l'amministrazione che ci sostiene, grazie, con le associazioni del territorio con cui collaboriamo. Avremo occasione di chiamare qualcuno a breve. E la collaborazione con gli operatori del territorio. Questa sera con noi Portofino Gourmet che è a disposizione per voi. E sintonia, abbiamo detto, mi rimane l'amicizia. L'amicizia è facile perché quando si ha un obiettivo comune il resto viene da solo. Grazie a tutto, Matte, tocca a te perché mi non fa succedere. Almeno resta a far da valletto, per favore. Vieni a far da valletto, dai. Ecco, devi prendere qualcosa. Bravo. E allora chiamerei qui il sindaco, che io non vedo niente, un muro di luce, per cui... Buonasera a tutte e a tutti. È davvero un piacere, un onore per me essere qui con voi in questa serata speciale in cui celebriamo il 150° anniversario della fondazione della Filarmonica Cristoforo Colombo, la nostra banda. 150 anni sono un anniversario importante. Nel 1875, quando la banda veniva formata, in Italia era il governo Marco Minghetti e sarebbe da lì a poco salito il governo Agostino De Pretis e per la prima volta nei teatri di tutta Italia veniva suonata la messa in requiem di Giuseppe Verdi. Ecco, da allora è cambiato tutto, anche la nostra città è davvero molto cambiata, ma c'è una cosa che invece non è mai cambiata ed è l'impegno e la passione che la Filarmonica Cristoforo Colombo mette a disposizione della nostra comunità, e quindi a nome di questa comunità, a nome della città di Santa Margherita Ligure, al presidente, al maestro Cardinali e a tutte le musiciste e i musicisti della nostra Filarmonica va la nostra gratitudine e l'augurio più sincero di altri 150 anni di grandi successi. Grazie. Abbiamo una piccola cosa per voi. Al sindaco una piccola targa per il sindaco e l'amministrazione comunale di ricordo di questo anniversario e di ringraziamento per il supporto che non mancano mai di darci. Chiamerei... Venga, c'è posto.
Buonasera a tutti, mi associo alle parole del sindaco nel manifestare la gratitudine a nome di tutta la cittadinanza, dell'amministrazione. È toccato a noi, poteva toccare a qualsiasi amministrazione degli ultimi 150 anni questo privilegio di ringraziare la nostra filarmonica che ha accompagnato i cittadini ed i turisti in tutti questi decenni, regalando momenti di unione e momenti di emozione. Matteo Balestrello prima ha citato una frase di George Gershwin, vorrei citarne anch'io un paio, solo due. Una, Gershwin diceva: mi piace pensare alla musica come a una scienza delle emozioni, e credo che con la Rapsodia in blu di stasera, che unisce il mondo dell'improvvisazione jazzistica al mondo della musica classica, ne abbiamo avuto un grande esempio. L'altra è un po' più così, ha a che fare con la filosofia di vita. Diceva Gershwin, la vita assomiglia molto al jazz, dà il meglio di se stessa quando c'è improvvisazione. Questo può essere opinabile, ma ha un suo significato, a mio parere. Ora, siamo qui anche per omaggiare la Filarmonica con un nostro piccolo riconoscimento che vorrei dare al maestro, al nostro presidente, o al maestro, come preferisci. Sta più al presidente va benissimo. Ecco, questo è un attestato di riconoscimento modesto da parte dell'amministrazione per i 150 anni. Grazie. Un grande applauso per la Filarmonica, un grande applauso. Grazie, maestro, rimani qua. Adesso l'appoggiamo, no, si dica al pianoforte, ecco, perfetto. Il nostro sindaco, dove è andato? Sindaco, venga un attimo. Vorremmo che il maestro riceva dalle mani del sindaco anche lui una targa di riconoscimento per il suo lavoro. Ed ora, a proposito di territorio e di musica, abbiamo invitato questa sera ad essere presenti i rappresentanti di altre due realtà molto vicine intorno a noi, che compiono gli anni un po' come noi. La Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco, fondata nel 1850, quindi 175 anni, e il Corpo Bandistico Città di Rapallo, fondato nel 1845, quindi 180 anni. Invitiamo i rappresentanti, sono Roberto Terrile, presidente, Luigi Bisso, vicepresidente, e Claudia, rappresentante del coro della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco. E per il Corpo Bandistico Città di Rapallo, Ilaria Luppi, presidente, e Daniele Casazza, maestro. Adesso avremo pensato a una foto tutti insieme con io non mi fido.
non ci sta, allargatevi in qualche maniera, semmai ve lo leggo, io mi tolgo, così. Allora, c'è scritto, c'è il nostro logo con 150 anni, 175 della Filarmonica Rossini, 180 anni in musica del corpo bandistico di Rapallo, totale dicono 505, io la calcolatrice ce l'ho, poi ve lo dico se è giusto, 505 anni in 3 bande. Auguri a tutte e 3 le filarmoniche. E che questa serata sia foriera di nuove collaborazioni per il futuro. Ah, ci sono dei doni. Eh sì, perché per i compleanni... Vuoi dire qualcosa? Facciamo basta gli auguri, maestro. Portiamo gli auguri dal Corpo Bandistico Città di Rapallo, dal Consiglio Direttivo e da tutti i ragazzi. Complimenti per il traguardo raggiunto e complimenti per il concerto di questa sera, perché veramente bravi, complimenti. E non mi commuovo perché abbiamo già fatto prima mentre parlavi. Abbiamo portato un pensiero. Vuoi aprirlo? Apri, vai. Oh. La decorazione è in fondo al mare. Magari una cosa delicata. Sì, ma è che non vorrei... Il disco d'oro. Cioè, per i 25.000 copie vendute si vince il disco d'oro, voi in 150 anni, altro che 25.000 successi. Anche noi da parte della Filarmonica Rossini non possiamo che essere onorati di essere presenti a una festa così importante per la banda qua di Santa. Noi festeggiamo 175 anni, voi 150, Rapallo 180. Sono traguardi importanti per tutte le bande e penso che sia importante portarli ancora avanti. A nome appunto di tutto il consiglio direttivo, di tutti i musicanti e del maestro che non è potuto essere presenti per impegni personali, del coro, volevamo lasciarvi un piccolo segno della nostra amicizia. Aprite anche questo, fate i bravi. Grazie ai rappresentanti. Aspetta, una foto, reclamano la foto, fate il sorriso. Ecco, vediamo di non far danni. Sì, abbiamo che noi da dare qualcosa, se ci... Senza targa in effetti sulla pagana poi si fermano. Te la do io, te la apri da sola? Grazie, ecco, perfetto. Perfetto, anche Recco può superare la ruta con la targa. Qua, le targhe sono sempre qua, comunque. Allora, adesso siamo, come sappiamo, in un mondo di social dove comparire con delle immagini, con delle foto che richiamino l'attività sui social è molto importante. Quindi, a sorpresa, questa sera vorremmo dare 2 riconoscimenti. Chiamerei sul palco uno alla volta.
uno alla volta, due persone che spesso ci fotografano e ci mettono sui social. Stiamo parlando di Franco Borlenghi e di Angelo Sigismondo. Prima Sigismondo sta giù e fotografa Borlenghi che riceve la targa, perché altrimenti se venite tu e chi fa le foto. Aspettate che mi tolgo. Perfetto. Adesso Borlenghi scenderà e salirà Sigismondo e Borlenghi fotograferà Sigismondo. Mi raccomando, Ah, addirittura con la sua macchina fotografica. Scambio di macchine fotografiche. Impegnativa sta cosa, Tra l'altro Sigismondo con la sua maglietta rappresenta il fotoclub Immagine Avis di Santa Margherita Ligure. Allora, mi sembra che dovremmo esserci, salvo che chiamerei il maestro. Di nuovo, vieni. Perché quanto è che sei qui a Santa a dirigere? 21 anni. No, 20 e mezzo. Allora ti facciamo il 20 e mezzo compleanno con la Filarmonica, portata dai nostri più giovani musicanti. Mentre loro continuano a suonare, 10 minuti di intervallo, là c'è un tavolino con delle signore che desidera sostenere l'attività della Filarmonica. Abbiamo anche dei gadget simpaticissimi, maglietta, tazzina e quant'altro. Chi desidera mangiare un boccone, lì c'è l'azienda Portofino Gourmet che offre i suoi frittini. Ci vediamo fra 10 minuti e il concerto e la festa proseguono. A dopo. Come avete capito, una delle parole chiave dell'attività della Filarmonica di questi tempi è sinergia. Una sinergia che mette in moto e metterà in moto tante cose. Alcune delle cose che già sono presenti è il progetto Banda Larga, corso musicale rivolto a persone con qualche forma di disabilità con la cooperativa Sentiero di Arianna. Il progetto di canto corale per i più piccoli con la realtà corale chiamata Aeroplani di Carta del professor Andrea Maucci. In autunno, udite udite, partirà un corso di pianoforte e naturalmente la scuola di musica della Filarmonica per i bambini più grandicelli dalla terza elementare in su, che è la realtà che consente poi, che garantisce alla Filarmonica di continuare nel tempo e fornire nuove leve. Mi raccomando, se avete qualche bambino, qualche nipote che mostra una minima sensibilità, una minima passione, mandatecelo, che sui social poi usciranno le date per l'inizio dei corsi e li accoglieremo a braccia aperte. Ed ora passiamo alla musica e con una marcia da L'amore delle tre melarance di Prokofiev, che è appena arrivato in America, 1919, scrive quest'opera per l'Opera di Chicago. Si basa su una fiaba di un italiano, Carlo Gozzi, scritta nel 1761, un principe triste che trova tre melarance, ognuna delle quali contiene in realtà una principessa, ma dopo molte peripezie ne sposerà una. A voi l'amore, la marcia dall'amore delle tre melarance. Buon ascolto.
Singolare il luogo dove ci troviamo questa sera. Pensate che qui, metro più, metro meno, sorgeva il chiosco della musica che venne donato alla Filarmonica dal benefattore Costantino Luxardo esattamente 100 anni fa, nel 1925, in occasione del cinquantenario della Filarmonica. Inaugurato il giorno di Santa Cecilia con un concerto diretto dal maestro Luigi Alessio, con il coro delle bambine delle scuole elementari che eseguirono con la banda La Vergine degli Angeli di Giuseppe Verdi. Il chiostro su disegno di Luigi Oliva e le decorazioni di Nino Franceschetti venne abbattuto su decisione dell'allora amministrazione comunale nel 1962. Ma torniamo alla musica e passiamo a Tchaikovsky. La rimanente parte di questo concerto propone un programma in cui storia e musica si intrecciano, dove il tema della guerra ricorre e diventa pretesto e occasione per la musica di farsi evocativa di una narrazione che può essere di parte a quel tempo, ma è quella che oggi per noi è la storia. Quindi in questi brani dove sono evocati, si vedono quasi questi fatti di guerra, noi vogliamo comunque vedere per l'oggi un augurio e un anelito alla pace in tutto il mondo. La popolare marcia slava o marcia serbo-russa in si bemolle minore venne composta sull'onda emotiva seguita a un massacro compiuto dai turchi dei Balcani. Per reazione, nel giugno 1876, Serbia e Montenegro dichiararono guerra all'impero ottomano. Tchaikovsky, poco incline a occuparsi di politica, si fu scosso direttamente da un episodio. In casa di una signora di sua conoscenza, cito testualmente, suo figlio, un giovane bello e intelligente, informò in mia presenza la madre che era in procinto di partire volontario per la Serbia. Essa svenne, poi ripresasi rimase senza parola. Confessava a suo fratello: sono rimasto esterrefatto da questa scena. Così, quando gli fu chiesto un brano per un concerto della società musicale russa a beneficio della Croce Rossa, il compositore si mise a scrivere appunto la Marcia slava. Siamo nel 1876. A voi, di Tchaikovsky, la Marcia slava, dirige il maestro Alessandro Cardinali.
Siamo giunti all'ultimo brano del concerto. Naturalmente mi sembra che parole ne abbiamo già fatte tante. Modo di ringraziare veramente di nuovo tutti, dal comune, le associazioni con le quali collaboriamo, le parrocchie, tutti quelli con i quali abbiamo a che fare nella nostra quotidiana vita di associazione e che ci aiutano a portare avanti in tutte le maniere la nostra attività, le attività commerciali. Questa sera G&G Flowers per i fiori che abbiamo qui, tutti quelli che ci aiutano cammin facendo. Ricordo là il tavolino per sostenere l'attività della Filarmonica. Chi desidera festeggiare con un frittino lo può fare qui dietro grazie a Portofino Gourmet. E che dire, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Sicuramente all'8 dicembre ci sarà il consueto concerto, speriamo di vedervi tutti lì. E prima di chiudere, ecco, il prossimo brano esige qualche parola per poterlo apprezzare. Di solito quando arriviamo al termine l'ultimo brano lo presentiamo con molta leggerezza perché poi si va a chiudere, però se si vuole apprezzare il brano di Tchaikovsky che andremo a proporre al termine, forse occorre dire qualche parola. Si tratta dell'Ouverture 1812. 1812 l'armata napoleonica con 700.000 uomini invade la Russia con l'obiettivo di sottometterla, ma subisce pesanti perdite a causa della tattica della terra bruciata adottata dai russi, a causa del rigido inverno, delle difficoltà logistiche. I francesi, l'esercito imperiale si deve ritirare da Mosca, ridotta in cenere da un terribile incendio. Tutto questo si trasforma in una catastrofe con centinaia e migliaia di uomini morti a causa del freddo, della fame e degli attacchi. Questo è quello che Tchaikovsky vuole rappresentare. L'Ouverture si apre con un canto di chiesa russo che rimanda alla dichiarazione di guerra annunciata in Russia e al popolo che si rifugia in preghiera, e prosegue con il canto solenne per il successo della guerra stessa. Questo annuncio e la reazione pubblica, tra l'altro, sono ritratti anche in Guerra e Pace di Tolstoi. Il brano prosegue con un tema che rappresenta la marcia delle armate. Riconoscerete l'inno francese, la Marsigliese, che riflette le vittorie francesi in guerra e la cattura di Mosca nel settembre 1812, e poi una danza folcloristica russa che però commemora la vittoria su Napoleone. Il ritiro da Mosca è sottolineato da un diminuendo, mentre dei colpi di cannone segnano l'avanzata militare verso i confini francesi. Colpi di cannone che in talune esecuzioni sono colpi di cannone reali. Negli Stati Uniti per il 4 luglio, non mi ricordo in quale città ora, viene proposta proprio con dei colpi di cannone reali. Concluso il conflitto, si ritorna al canto, suonata da tutta l'orchestra, accompagnato da rintocchi di campane in onore della vittoria e della liberazione. E come sottofondo al tema dei cannoni e della marcia si può sentire l'inno imperiale russo Dio salvi lo zar, opposto a quello francese sentito in precedenza. Questo inno, tra l'altro, i due inni, tra virgolette, nazionali sono una licenza poetica, perché all'epoca sia la Marsigliese che Dio salvi lo zar non erano nel 1812 l'inno nazionale dei due paesi, però naturalmente Tchaikovsky deve far riconoscere e far vivere ai suoi contemporanei, siamo nel 1882, il tempo della prima esecuzione, questa esperienza che è emotiva. Quindi vivremo tutta questa epopea attraverso questo brano, che come avessimo davanti dei quadri, come se potessimo vivere e ascoltare tutta questa storia. Per questo che meritava due parole in più. Detto questo, poi ci lasciamo, e ancora viva la Filarmonica e viva la musica.
Cosa dite? Richiamiamo sul palco il maestro Alessandro Cardinali e il nostro pianista Luca Lamari. Non so dove sia. Eccolo. A ricordo della serata il nostro maestro consegnerà al nostro pianista Luca Lamari una targa. Così fra 150 anni potrà dire io c'ero. Allora, Assessore Turin, a lei la parola, così. Vogliamo ringraziare il maestro Luca Lamari, anche noi dell'amministrazione, consegnandogli una targa. Grazie, grazie di cuore per questa sua seconda presenza e questa sera nella serata più importante, storica. Grazie maestro Cardinali, grazie a tutti voi per questo meraviglioso concerto e grazie per il bis che aspettiamo con ansia.